Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. La Procura di Palermo torna a chiedere l'arresto per 13 indagati nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità, per i quali GIP aveva negato i domiciliari, depositato un ricorso al Tribunale del riesame. La morte in caserma del caporale siracusano Tony Drago, la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia, indagini inefficienti. Costretta dal compagno a prostituirsi, incubo per una donna a Termini Imerese. L'uomo, che avrebbe approfittato della vulnerabilità della compagna, aveva pubblicato online un tariffario dettagliato, 100 euro a patto di partecipare. Un biglietto per pregare Sant'Agata e polemica in cattedrale a Catania nel primo giorno di Arte Ecclesia, un percorso turistico che punta a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città, la rabbia dei fedeli e la risposta degli organizzatori. Una folla di devoti in piazza Duomo a Siracusa ha accolto Santa Lucia nel giorno a lei dedicato per una lunga processione fino alla borgata, candele accese e preghiere, tantissimi i giovani lungo il percorso. La magia delle feste nel libro Benvenuti a casa Natale, una storia scritta dal giovane autore Samuel Tasca che incanta adulti e bambini. E poi il calcio, terza sconfitta consecutiva per il Palermo che ieri sera nell'anticipo al Barbera ha sconfitto la Sampdoria per 1-0. La Serie C, il Catania capolista domani alle 14:30 in campo a Potenza per consolidare il primato. Toscano dovrebbe schierare lo stesso 11 visto con il Crotone, pari del Trapani contro il Cosenza, al provinciale finisce 1-1, un punto anche per il Siracusa a Cava dei Tirreni. Bentrovati, la Procura di Palermo torna a chiedere l'arresto per 13 indagati nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità, per i quali il GIP aveva negato i domiciliari, depositato un ricorso al Tribunale del riesame. Manlio Viola. La Procura di Palermo ha deciso di ricorrere contro la scelta del GIP Carmine Salustro, che nell'inchiesta sui presunti appalti truccati in sanità e non soltanto ha disposto soltanto 3 misure di arresti domiciliari rispetto alle 18 richieste e altre 3 misure minori. Il GIP aveva disposto i domiciliari per l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, ma soltanto per uno dei 2 capi d'accusa, escludendo l'arresto per il secondo e configurando il reato di traffico di influenze invece che quello di corruzione. E ancora per Roberto Colletti, ex manager dell'azienda ospedaliera Villa Sofia, e per Antonio Iacono. In aggiunta il GIP aveva emanato 3 misure minori, ovvero l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'ex braccio destro di Cuffaro Vito Raso, mentre per Mauro Marchese e Marco Dammone aveva deciso l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con in aggiunta l'interdittiva dei pubblici uffici. I pubblici ministeri adesso hanno proposto appello avverso il rigetto dei domiciliari per tutti gli altri indagati, tranne che per il deputato di Noi Moderati Saverio Romano e per Vito Fazzino. Per quest'ultimo, già in fase di interrogatorio preventivo, i PM avevano rinunciato alla richiesta di arresto. Nel suo ricorso al Tribunale del riesame la Procura chiede di disporre invece gli arresti per tutti, come detto tranne Romano e Fazzino, di riqualificare in corruzione e non più in traffico di influenze il reato per Cuffaro e disporre una seconda misura di domiciliari per lo stesso Cuffaro. E ci occupiamo del giallo di Tony Drago, morto il 6 luglio del 2014 nella caserma Sabatini di Roma. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia. Indagini inefficienti. La mamma non ha mai creduto al suicidio. Emanuela Corsi. Io voglio sapere la verità. La verità, quella vera. Cosa è successo a mio figlio? Parlava così Sara Intranuovo, la madre di Tony Drago, nella trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Era il 2017, 3 anni dopo la morte del figlio, il caporale siracusano ritrovato senza vita il 6 luglio 2014 nella caserma romana. Il militare, che all'epoca aveva 25 anni, si sarebbe gettato nella notte da una finestra della caserma. Il caso fu archiviato dalla Procura di Roma, che indagava come suicidio. Una tesi che non ha mai convinto i familiari. A distanza di 11 anni la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver indagato correttamente sulle cause della morte. C'è un passaggio della sentenza che è abbastanza paradigmatico di quello che è il pensiero della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché a un certo punto la Corte dice, sembra quasi che la Procura non volesse fare indagini, non volesse approfondire le cause della morte. Sono tanti i punti oscuri di questa vicenda. Ci sono tutta una serie di criticità
riscontrate dagli periti indipendenti nominati dal GIP, che escludono la morte per suicidio. Si parla per esempio dell'enfisema polmonare, delle lacerazioni sulla schiena di Tony Drago, ma soprattutto delle gocce di sangue rinvenute sulla schiena, sulle gambe, sul corpo del povero ragazzo di Siracusa, che tendono ad escludere la morte per suicidio. L'unica ipotesi che sopravvive è la morte per omicidio, così come descritta dagli stessi periti nel corso dell'udienza davanti al GIP, e quindi se è stato un omicidio ed è stato un omicidio, quel delitto rimane ad oggi impunito. Sara Intranuovo, che da anni si batte per la morte del figlio, torna a sperare di avere giustizia. Adesso andiamo a Termini Imerese. Faceva prostituire la compagna per 100 euro a patto di partecipare. Arrestato dai carabinieri, l'uomo approfittava della vulnerabilità psicologica della donna. Marco Cullà. Faceva prostituire la sua compagna a patto che al sesso partecipasse anche lui, che guardasse semplicemente o fosse uno degli uomini a sottometterla. Poco sarebbe cambiato. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili del reparto territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 57 anni accusato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Nel tariffario delle prestazioni dettagliato e divulgato attraverso annunci online specificava i costi per procacciare i clienti, fino a 100 euro per un incontro, anche a domicilio. Le indagini condotte dai militari sotto la direzione della procura hanno avuto inizio da una denuncia presentata da un vicino che aveva notato nell'abitazione dell'indagato un continuo viavai di uomini nell'arco di poche ore. Così da agosto a settembre scorsi gli investigatori hanno messo gli occhi sui comportamenti dell'uomo e sulla casa denunciata. Sono state le intercettazioni telefoniche a incastrare il 57enne. È da queste che emergerebbe che l'uomo, approfittando anche della vulnerabilità psicologica della sua convivente, avrebbe orchestrato una rete di incontri a sfondo sessuale, gestendo in modo sistematico la prostituzione. Un biglietto per pregare Sant'Agata e polemica in cattedrale a Catania nel primo giorno di Arte Ecclesia, un percorso turistico che punta a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città. La rabbia dei fedeli è la risposta degli organizzatori nel servizio di Tonino De Mana. È assurdo che per poter fare una preghiera a Sant'Agata ed entrare in chiesa mi sono stati chiesti dei soldi, di pagare un ticket per entrare in chiesa. Amarezza e delusione nelle parole di Valentina, che in mattinata si è vista chiedere dei soldi per entrare in cattedrale a Catania e fare una preghiera a Sant'Agata. Partenza forse con qualche incomprensione per l'innovativo parco culturale con percorso turistico integrato chiamato Arte Ecclesia Catania, finalizzato a valorizzare il patrimonio ecclesiastico della città, coniugando fede, arte e turismo. Di fatto, diversi fedeli sono stati fermati all'ingresso del Duomo, come racconta la stessa Valentina. All'ingresso mi trovo un tizio con un cartellino attaccato al collo che mi ferma e mi dice: signora, dove sta andando? Io ho detto educatamente, ho risposto: mi sto recando in chiesa per fare una preghiera alla Santuzza. Questo tizio mi dice: signora, per entrare deve fare il biglietto alla botteghino, al ticket, perché chi non è residente non può entrare senza pagare. Porte, anzi portoni della cattedrale aperti e nessun biglietto per pregare Sant'Agata, anche se c'è un distinguo, come spiega Paolo Babbo, amministratore Arca, già gestore del Museo Diocesano. I turisti sono chiamati, così come in tanti altri luoghi d'Italia, d'Europa, del mondo, a pagare un ticket per poter usufruire dei servizi aggiuntivi che sono connessi a questa attività. La fede di Agata è in tutto il mondo, quindi si può essere anche turisti e devoti, e in questo caso cosa fare? I miei collaboratori, le persone che stanno lavorando qui, mi hanno segnalato uno, forse due casi di persone che hanno chiesto questa cosa. Vogliamo precisare che per vedere Agata e per far pregare Agata non si paga? Sì, i fedeli, coloro che vogliono entrare in una chiesa per pregare, entrano per pregare, specificando agli operatori che entrano per pregare. A Catania 3 feriti, danni all'autobus e traffico in tilt sono il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sul viale Kennedy che ha coinvolto un mezzo della linea della MTS. 3 feriti non sarebbero in gravi condizioni. Per cause in fase di accertamento il bus è arrivato sulla Aiuola spartitraffico finendo la corsa sul marciapiede.
E slitta al 16 dicembre l'acquisto dei biglietti per il treno Sicilia Express, previsto inizialmente a partire da oggi. Il ritardo nella vendita è da attribuire a un problema telematico, questo nel sito di Ferrovie dello Stato. E cambiamo argomento. Una piazza Duomo stracolma di devoti ha accolto Santa Lucia per una lunga processione fino alla borgata. Candele accese e preghiere, oltre alle immancabili foto pubblicate sui social. Sono tantissimi i giovani che hanno partecipato alla processione. Francesco Aloi. Il momento che i siracusani aspettavano è arrivato. Tra gli applausi, Santa Lucia riabbraccia la sua città. Piazza Duomo, come ogni volta, è un bagno di folla, ma è così per tutta la processione, fino al santuario, alla borgata. Siamo venuti da Agrigento per vedere questa festa che non eravamo mai venuti. Come le sembra? Bella, 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 una bella emozione. La devozione mista alla gioia la si legge negli occhi di tutti. Oggi qui è festa grande. Giustamente la padrona e dobbiamo pregare e rendere onore una volta l'anno, almeno che esce ce la possiamo godere. Io non vivo qui, però nonostante questo sono molto legata ai santi, alla religione. Il verde colore di Lucia, le candele, i piedi scalzi, ogni cosa testimonia il legame con la santa. E nell'era dei social non possono mancare i cellulari alla mano. È un momento in cui tutti possiamo uscire perché siamo sempre tutti insieme, perché tutti vengono alla processione, siamo tutti uniti. E soprattutto anche oltre a una questione di fede è un rituale che ogni siracusano deve essere capace di raggiungere. Quando Santa Lucia è in giro per la città, quello che trapela è il forte senso di identità dei siracusani e dovrebbe essere così sempre, non solo oggi. Viva Santa Lucia! A Palermo rinasce il quartiere di Borgo Nuovo, riconsegnato il crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti nella chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza del ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che torna sulla polemica di Atreju con gli studenti di medicina. Orazio Longo. Noi stiamo facendo per la prima volta dopo 25 anni entrare 55.000 studenti in università per formarsi. Quello che mi dispiace è che ci sia una contestazione politica che prevale sui contenuti. L'occasione è la rinascita di Borgo Nuovo a Palermo con la cerimonia di riconsegna del crocifisso restaurato dall'Accademia delle Belle Arti nella chiesa di San Paolo Apostolo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla, dell'arcivescovo Corrado Lorefice, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, torna sulla polemica di Atreju e sui test universitari di medicina. Dal 1° di settembre noi abbiamo aperto il fascicolo universitario formativo di 55.000 studenti che stanno accumulando i loro crediti formativi, che potranno portarsi dappertutto. Lasciamola finire questa riforma, almeno per quest'anno. Diamo una chance agli studenti, non a me. Sulla battuta berlusconiana citata da Atreju, siete sempre dei poveri comunisti, nei confronti dei contestatori, replica così. No, basta con la citazione, basta per piacere con la citazione. La magia delle feste nel libro Benvenuti a casa Natale, una storia scritta dal giovane autore Samuel Tasca che incanta adulti e bambini. Veronica Barbarino. In una fredda notte di dicembre, mentre una tormenta avvolge tutto, prende vita una storia capace di riportare la magia del Natale nei cuori di grandi e piccoli. È la storia raccontata nel libro Benvenuti a Natale. Protagonisti Greta e Nicola, un'anziana coppia senza figli, la cui vita viene sconvolta ma anche illuminata dall'arrivo inaspettato di 3 piccoli orfani. È il mio primo romanzo e cerca di portare un messaggio di generosità e di come un singolo atto di generosità può veramente cambiare il destino di chi lo riceve. Nicola, infatti, colpito dalla dolcezza dei bambini, decide di compiere un gesto semplice ma destinato a diventare leggendario. Intaglia nel legno un trenino, il primo giocattolo della nuova loro vita insieme. A tutti noi che viviamo avvolti in un mondo troppo disincantato, l'augurio è quello in questo Natale di essere gentili. Perché la magia non si trova nei regali, ma nell'affetto con cui vengono donati. E adesso una pausa, tra poco spazio allo sport.
Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, ancora una vittoria per il Palermo. Ieri sera nell'anticipo rosanero vittoriosa al Barbera per 1-0 contro la Sampdoria. Decisivo il gol di Leduaron. Marco Gullà. E sono 3. Il Palermo centra la terza vittoria consecutiva vincendo per 1-0 al Barbera contro la Sampdoria. Rosanero che scalano la classifica, salgono al terzo posto per una notte e si avvicinano anche alla vetta. Di Leduaron al 29esimo la rete che fa felice il Palermo. Ormai il francese sta diventando decisivo come non mai. La formazione siciliana forse poteva chiuderla prima per evitare le sofferenze nel finale di gara, ma nella ripresa la Sampdoria ha comunque provato a pareggiarla pur non avendo mai avuto nitide palle gol. Il Palermo porta a casa 10 punti nelle ultime 4 partite, una remontada. Ma andiamo alla cronaca. Inzaghi non cambia nemmeno una virgola, in avanti ci sono Palumbo, Leduaron e Poyampalo. Al 6° minuto proprio Poyampalo a un passo dal gol. Bellissima azione del Palermo che coinvolge Augello e Leduaron, il finlandese è lanciato a rete ma disturbato, tira al lato. Poi dopo 2 minuti è Augello a sfiorare la rete del vantaggio. Il Palermo gioca meglio e mette alla corda la Sampdoria, ranocchia, tiro a giro, palla deviata miracolosamente da Guidotti. 29esimo, Palermo in vantaggio. Palumbo apre per Leduaron, bravo il francese ad entrare in aria e tirare in porta. Guidotti questa volta non è impeccabile, è 1-0. Ripresa dentro Diachité al posto di Pierozzi, il Palermo ha la grande occasione per raddoppiare, ma Guidotti salva su Ceccaroni. Qui il Palermo si spegne, i blucerchiati prendono campo e allora è Bani a salire in cattedra. Il nuovo capitano dei rosanero va su tutti i palloni e con la partecipazione di Ceccaroni mette sigilli in difesa. La Samp ci prova ma sbatte sul muro dei siciliani. Finisce 1-0, vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Inzaghi. Il Catania capolista è reduce da 3 vittorie di fila, domani gioca a Potenza, ballottaggio a centrocampo. Per il resto Toscano dovrebbe schierare lo stesso 11 visto col Crotone. Marco Carli. Un'altra tappa verso quella che il Catania vorrebbe sia la sua scalata. Per saperlo bisognerà attendere la fine del percorso, intanto c'è un primato da difendere e appunto un altro tassello da provare a mettere. Forti delle convinzioni accumulate e memori del fatto che vanno aumentate di gara in gara attraverso i risultati e le prestazioni. A Potenza Toscano ha qualche alternativa in più, di certo a centrocampo, dove il rientrante di Tacchio, lievemente favorito nel ballottaggio, si contende 2 maglie su 3 con Corbari e Quaini. Poi Lunetta a sinistra con D'Ausilio e Jimenez trequartisti, Conforti in attacco e Allegretto in difesa. Caturano scalpita e magari sogna di sbloccarsi proprio in quella che è stata casa sua. Inoltre c'è qualche recupero che dà ulteriore scelta per un utilizzo limitato a partita in corso. Il più importante è che ritornano tra i convocati sia Donnarumma che Pieraccini. Martic ancora no, avrà bisogno di qualche altra settimana. Ritorna Di Tacchio dalla squalifica, quindi già è una buona notizia. Non è tanto la formazione che ha giocato la partita scorsa, ma è l'atteggiamento che ha avuto tutta la squadra. Quello dobbiamo mantenere, a prescindere dalla formazione, dagli 11 che inizieranno e che i 5 che subentreranno. Di contro c'è un Potenza aggravato dagli infortuni, soprattutto in attacco, ma che ha alternative valide proprio nel reparto avanzato. Dunque resta una partita da prendere con le molle contro una squadra che viene da 5 risultati utili consecutivi, compresa la Coppa. Potenza-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, più di 3 ore live, collegamenti con il Viviani, commenti da studio e alla fine le interviste in anteprima. Pari del Trapani al Provinciale contro il Cosenza finisce 1-1, reti di Beretta per Cosenza e di Canotto per il Trapani. Franco Camarasana. Un punto ciascuno e forse è il risultato più giusto fra 2 squadre prive in avanti di elementi importanti. Tentativi di vincere la partita solo nel primo tempo. E il Trapani per primo a rendersi pericoloso dopo appena 2 minuti con Grandolfo, ma Vettorel dice di no. Alla prima occasione però, al 20°, il Cosenza si porta in vantaggio con un rasoterra di Beretta. Vettorel dice un'altra volta di no a Grandolfo al 35°, opponendosi al destro dell'attaccante Granata. Al 43° però Luigi Canotto si inventa il gol del pari su un passaggio di Motok, evitando un paio di avversari e mettendo la palla dove Vettorel non può arrivare.
Nella ripresa le due squadre danno la sensazione di accontentarsi del risultato di parità. Di importante una rovesciata di Ricciardi al 75esimo, respinta da Galeotti in angolo, e all'86esimo un lungo pallonetto di Carriero nel vano tentativo di sorprendere Beto Relfoni dai pali. Poi più nulla. Secondo pareggio consecutivo per il Siracusa, Cava dei Tirreni finisce 1-1, un buon punto che mantiene intatte le speranze di salvezza dei Leoni Azzurri. Marco Petrolito. Il Siracusa esce dall'Amberti con un punto che fa più morale che classifica. Con la Cavese arriva un altro pareggio, 1-1, dopo che gli azzurri, nonostante le assenze di un avversario di valore, erano riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo con Parigini prima di subire in avvio di ripresa la rete dei Campani ad opera di Orlando. Il match si apre su buoni ritmi, al decimo il Siracusa a farsi vedere per primo col cross di Zanini e la girata volante di Molina che non trova lo specchio. Cavese pericolosa al 35esimo con Nunziata, il cui tiro improvviso sfila non lontano dal palo della porta difesa da Farroni. Al 37esimo è Valente ad impegnare Boffelli su punizione, dall'altra parte invece il portiere Retoseo è decisivo al 42esimo, quando Fusco colpisce di testa sul cross della sinistra e trova il palo, con Farroni bravo a toccare quel tanto che basta per impedire alla sfera di terminare in rete. Al 46esimo ecco l'episodio che sblocca il match. Calcio di rigore per il Siracusa per un tocco di mano di Luciani rivisto dal direttore di gara. E dagli 11 metri è Pareggini che si vede respingere la conclusione da Boffelli, ma è il più rapido sulla ribattuta e deposita in rete il pallone dell'1-0 azzurro. Nella ripresa la Cavese parte forte a caccia del pareggio, con Farroni che respinge di piede la potente conclusione dalla distanza di Orlando. È il preludio al gol dei Campani, al 51esimo con una splendida punizione dal limite e Orlando disegnare una traiettoria perfetta con il sinistro infilando il pallone sotto l'incrocio per la rete dell'1-1. Il Siracusa accusa il colpo ma prova a reagire. Molina spreca due buone occasioni tra il 57esimo e il 60esimo, mentre Sorrentino al 66esimo spaventa Farroni con un mancino debole che sfiora il palo. Nel finale gli azzurri provano a chiudere la Cavese nella propria metà campo, ma in pieno recupero sugli sviluppi di un corner è la squadra di casa a rendersi pericolosa con la conclusione della posizione defilata di Sorrentino che termina alta. Finisce così 1-1, un punto che conferma il buon momento dei Leoni e che lascia tante certezze in vista dell'obiettivo salvezza che, nonostante una classifica deficitaria, appare sempre più alla portata. Una breve pausa, torniamo tra poco. E per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.